Il venerabile vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, che ha offerto la propria vita per gli abitanti del comune dove svolgeva il suo servizio facendosi fucilare dai nazisti, è stato ricordato ieri 14 novembre nel seminario di Agrigento. L'evento, moderato dal giornalista Salvatore Focà, è stato introdotto dal colonnello dei Carabinieri Nicola De Tundio, quindi a seguire gli interventi dello storico Enzo Di Natali, del pronipote di Salvo D'Acquisto, il maresciallo maggiore Mauro D'Acquisto, il cappellano militare del Comando Legione Carabinieri di Sicilia, Don Salvatore Falzone, e l'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, che ne ha tratto le conclusioni. L'iniziativa è stata promossa dal Centro di Bioetica Evangelium Vitae, dall'Arma dei Carabinieri e dall'Arcidiocesi di Agrigento. Prefetto, oggi una manifestazione per ricordare il venerabile, uno che ha perso la sua vita in favore della gente. Sì, un gesto eroico in favore di 22 vite umane che ha salvato, innocenti, quindi ha dato esempio di eroicità, ma nello stesso tempo di altissimo senso del dovere, attaccamento alle istituzioni. Ma noi quello che ricordiamo e che vogliamo celebrare di Salvo D'Acquisto è non solo il suo gesto eroico, ma il suo atto di carità cristiana da una parte, ma è dall'altra anche il sapere comprendere cosa significhi l'appartenenza allo Stato. Lo Stato che secondo me si manifesta proprio in questi gesti. Lo Stato non è altro che la manifestazione proprio di colui che lo rappresenta. Quindi è questo quello che oggi ci trasmette Salvo D'Acquisto, è quello che oggi noi ereditiamo da lui e soprattutto è quello che noi dobbiamo tramandare ai giovani. Un carabiniere che si è sacrificato per tanti, per la gente, per il popolo, 20 persone. Sì, un carabiniere che rappresenta la storia, rappresenta la cifra identitaria dell'Arma, che per il suo sacrificio, per aver donato la vita consapevolmente e scientemente per salvare la vita di 22 civili. Quindi un esempio che rimane nella nostra storia, nella nostra tradizione, come un riferimento fermo di valori che rimangono sempre attuali e che rientrano anche quest'anno nel calendario 2026 che abbiamo appena presentato. Quindi un riferimento per l'Arma, ma anche un riferimento per la nazione. Per noi è un paradigma, un esempio da emulare, perché veramente il suo gesto eroico, quello di Salvo D'Acquisto, per noi è stato d'esempio per mettere in risalto quelli che sono i valori, soprattutto sino allo stremo sacrificio della vita. Ecco, questa manifestazione che obiettivo ha? Ha l'obiettivo di far conoscere alla nuova generazione cosa significa, ecco, vivere nel mondo sociale, mettendo in campo quelli che sono veramente i valori della vita, i veri valori. Salvo D'Acquisto, venerabile, un segno importante e un testimone a cui guardare in questo tempo e in questa società in cui alcuni valori sono messi in discussione. Lui ce li ricorda fortemente. Con l'offerta, con l'oblazione della vita, sembra che è uno che è l'esempio più alto che si possa dare. Ecco, una sua testimonianza qui ad Agrigento per un evento che ha voluto celebrare la memoria di Salvo D'Acquisto. È stato ricordato una figura così importante per noi, per l'Arma dei Carabinieri, per la nostra istituzione, ma anche per la mia famiglia. È un momento importante perché ricordare certe figure, certe immagini sicuramente sono di grande importanza e di grande spessore. Io ringrazio chi effettivamente ha voluto organizzare fortemente questo incontro ed è motivo di orgoglio per me, per la mia famiglia, per tutta l'istituzione dell'Arma dei Carabinieri parlare di Salvo D'Acquisto, ricordare Salvo D'Acquisto. Si è parlato di un processo di beatificazione. Il processo di beatificazione è iniziato tanti anni fa. Il 25 febbraio del 2025 c'è stato sicuramente uno step importante per quello che potrebbe essere la conclusione del processo di beatificazione. È stato proclamato venerabile e questa è stata una delle ultime volontà di Papa Francesco
e quindi noi come familiari non possiamo dire che grazie per quello che ci ha donato Papa Francesco, e con la speranza che si possa concludere quanto prima il processo di beatificazione.